Ciao, bentrovati. Oggi preparo i scoccionedas, dei dolcetti tipici sardi con un ripieno di marmellata. Intanto prepariamo la base, una frolla con 200 g di farina 00, 80 g di amido di mais o di fecola di patate, una bustina di vanillina, un uovo a temperatura ambiente, 100 g di burro, in alternativa margarina oppure strutto, freddo da frigorifero a pezzetti, 60 g di zucchero, un bel pizzico di sale, un cucchiaino di lievito chimico, quindi lievito per dolci, e circa 20 g di miele, sono intorno ai 2 cucchiaini colmi. Comincio a preparare la frolla versando tutte le polveri nella ciotola dove ho già messo la farina. Do una mescolata a questi ingredienti. Chi vuole può versare tutti gli ingredienti insieme in un robot da cucina e preparare la frolla con il robot. Io preferisco preparare tutto a mano. Allora vado a versare il miele, l'uovo e il burro e comincio a lavorare con le mani fino a quando avrò impastato per bene e sarà venuto un impasto bello liscio e omogeneo. Quando si è formato questo composto sabbioso lo vado a prendere e portare sul tavolo da lavoro, così lo lavoro bene con le mani fino a quando si compatta completamente. È normalissimo quando si preparano le frolle che il composto diventi così. Però lavorando con le mani il composto pian piano si compatta. Qualche ricetta per la frolla, una volta lavorata e impastato per bene, tende a rimanere piuttosto morbida e quindi va obbligatoriamente portata ben chiusa in frigorifero a rassodare, mentre questo impasto è bello sodo e quindi si riesce a creare subito i dolcetti. Ho spolverato con la farina sul tavolo da lavoro, spolvero un pochino anche sulla pasta frolla e vado a tirare. Devo avere una sorta di sfoglia di circa 3-4 mm, 3 mm penso sia proprio più che sufficiente, perché devo creare dei cerchietti dove andrò poi a riempirli, a farcirli con della marmellata. Quella va un po' a piacimento. La ricetta di solito, quella originale, tendeva ad avere la marmellata di ciliegie, ma oggigiorno poi insomma ognuno mette la marmellata che preferisce. Con un coppapasta di 6 cm vado a tagliare dei cerchi. Tolgo i ritagli che poi impasterò nuovamente. Quindi io uso una marmellata di ciliegie e vado a metterne un pochino su ogni cerchio e ricordiamoci che su ogni cerchio che vado a farcire ne dovrò lasciare uno vuoto per la copertura. Quindi comincio a coprire i cerchietti
schiacciando bene, mi raccomando, perché devono essere ben chiusi. Andiamo a chiuderli bene bene, in modo che così in cottura non si aprono. Intanto li metto un attimo da parte e dopo andremo a metterli su una teglia da forno. Schiacciamo bene. Se esageriamo con la marmellata, come in questo caso, fuoriuscirà sicuramente. È bello che poi si senta la marmellata bella abbondante, però quando è troppa dopo fuoriesce e rende il dolcetto poco carino, perché anche l'occhio vuole la sua parte, quindi mettiamone sì, ma non esageriamo troppo. Schiacciamo bene. Dopo aver realizzato i scoccionedas, le ho sistemate su una placca rivestita di carta forno e vado a portarle a cuocere a 180 gradi, forno ventilato preriscaldato, per circa 15-20 minuti. Comunque devono essere belle dorate. Ho appena sfornato le coccionedas dopo 20 minuti esatti. Qualcuna si è rotta ed è uscita un po' di marmellata, ma era prevedibile visto che le ho riempite parecchio. Ma non dispero, aspetto che raffreddino per andare a spolverizzarle con lo zucchero a velo, che nasconderà sicuramente qualche piccolo difetto. Sono profumatissime, non vedo l'ora di assaggiarle. Belle, carine anche così. I scocconedas sono fredde ormai e vado a spolverizzarle con lo zucchero a velo. Ecco, le scoccionedas sono pronte, le ho già messe su un vassoio da portata, sono profumatissime e buonissime. Se non le avete mai provate, preparatele e poi scrivetemi se vi sono piaciute, sono veramente deliziose. Se questo video vi è piaciuto mettete un pollice in su, mi raccomando, iscrivetevi e condividete il più possibile con i vostri amici. Sotto in descrizione vi lascerò tutti gli ingredienti per filo e per segno per realizzare a casa gli scoccionedas.